adesso viene utilizzata la curiosità per stupidare. Allora, non perdete tempo voi con i gossip di gente che si separa, si sposa, che non ce ne importa niente. Abbiate una curiosità culturale e create una curiosità culturale nei vostri bambini. È importantissimo. Leggete insieme, appassionatevi insieme, andiamo a vedere che cos'è un buco nero, andiamo a vedere che cos'è una nana bianca, se volete parlare di astronomia, se volete parlare di ortaggi, andiamo a vedere in quale mese si pianta la lattuga e qual è il significato simbolico della lattuga e del mangiare. Cioè, cose, potete, adesso io ho fatto due esempi completamente diversi, ma la curiosità nei bambini è lì pronta in opzione, vediamo di incanalarla verso una curiosità culturale. Non sai che cosa costano i fiocchi che ha messo la Maria Luisa nei capelli oggi. Invece guardate che ci sono, specialmente nelle bambine, un percorso di pettegolezzi che stanno perdendo tutte le loro energie per stupidaggini, una curiosità di sciocchezze. Attenti. L'altra motivazione intrinseca è quella, è il bisogno di superarsi e vincersi. Cosa vuol dire? Che un bambino ogni volta che sa fare una cosa ne vuole fare una più difficile. Questo bisogno di superarsi e vincersi è intrinseca. Se vi ascoltate bene, c'è anche dentro di voi. Ogni volta che noi vogliamo dovremmo guardarci indietro, guardare come eravamo 5 anni prima e scoprire che siamo davvero migliori, non più vecchi, migliori. Superarsi e vincersi. Il terzo bisogno è il bisogno di crescere. Tutti i bambini che dicono non voglio crescere stanno mandandoci un segnale d'allarme. O noi abbiamo chiesto troppo, per cui loro hanno paura di crescere, perché dice, se mi ha già chiesto queste cose qui a 9 anni, figuriamoci a 19, non voglio più crescere. Allora, o siete dei genitori troppo esigenti, o siete dei genitori iperprotettivi che li volete piccoli e quindi loro stanno piccoli insieme a voi e quindi li state danneggiando, o state coccolando troppo un fratello o una sorella minore per cui loro dicono forse a 5 anni è bello vivere, a 9 no, non voglio più crescere perché guarda lui a 5 com'è che qua. Quindi quando c'è un figlio che dice che non vuole crescere avete fatto un danno affettivo rimediabile, però pensateci, perché lo stimolo genetico è quello di voler crescere, non di non voler crescere. Quindi quando un bambino dice non voglio diventare grande, pensate che cosa state sbagliando, lo potete rimediare e via. Poi anche il piacere ludico, questo è molto importante, il piacere del giocare, dovremmo averlo fino a 99 anni anche noi. E guardate che tutto quello che è il percorso culturale, educativo, scolastico può essere rivisto attraverso il gioco. Tutto possiamo imparare attraverso il gioco, non solo il percorso delle elementari. Quando io in altre serate così parlo del cervello, della funzione del cervello, qualcuno di voi avrà sentito, lo dico in un modo talmente giocoso che sembra di una facilità estrema aprire la scatola e guardarci dentro, no? Uno è affascinato e magari va a casa e si va a leggere qualche cosa. Quindi qualsiasi cosa, anche quello che ci può sembrare la materia più difficile, eccetera, noi la possiamo far diventare divertente e giocosa. Spetta a noi attivare la parte ludica dei nostri figli per aiutarli ad apprendere. Spetta agli insegnanti usare la ludomatetica, che è un bellissimo modo per insegnare, e adesso è andato un po' in declino, è bello riprendere. Il quinto punto di motivazioni intrinseche è l'interesse. Il genere umano ha sempre degli interessi.
se canalizziamo un po' gli interessi dei nostri figli, possono diventare degli interessi di apprendimento. Se invece noi non li canalizziamo, questo non succede. Pensate a un papà sportivo con magari un paio di figli maschi e questi che sono super interessati a vedere i soliti 11 mutande col pallone davanti. Non è che sono nati con quell'interesse, ma sono talmente interessati all'entusiasmo del loro padre rispetto all'interesse per il calcio che anche loro diventano così interessanti. Allora, pensate ai vostri interessi culturali e cominciate a trasmettere ai vostri figli. Sedetevi sul divano abbracciati a leggere un libro insieme e diventeranno dei grandi lettori. Andate su internet a vedere un esperimento scientifico piuttosto che qualcosa di interessante legato alla storia, alla geografia, alle scienze, e loro diventeranno veramente interessati. Ma se non vi vedono interessati, se vi vedo interessati i maschi al calcio e le mamme alle telenovele guai a voi, che cosa volete che interessi poi a loro? Non fate vedere le telenovele alle bambine prima dei 14 anni, perché si mettono troppo presto con le telenovele. Ultima motivazione intrinseca: la gioia di creare qualcosa di nuovo in cooperazione. Quindi, se ci sono dei bambini che vedete che hanno più interesse a fare le cose insieme, fate venire i tuoi compagni a casa e studiano insieme e fanno la merenda insieme. C'è questo interesse intrinseco per la cooperazione, per creare delle cose insieme. Lasciateli tagliare il cartone, avvitare, incollare, fare delle cose, costruire un castello piuttosto che creare e fare delle cose insieme. È un interesse specifico che potrà essere molto molto importante, perché adesso creano un castello attaccandolo con lo scotch da colla e compagnia briscola, ma più avanti sapranno pensare a un solido in rotazione e saranno bravissimi in matematica. Quindi lasciate che tutti questi interessi diventino veramente capacità di apprendere. Ci sono delle motivazioni estrinseche, quindi quelle che diamo noi dall'esterno, ma guardate che non sono così forti. Noi dobbiamo lavorare su quelle intrinseche, su quelle che sono già pronte nell'umanità, perché quelle estrinseche durano pochissimo, perché sono la preoccupazione per i castighi, sono il desiderio di una ricompensa, ma voi capite che durano il tempo di quella paura o di quel compito, e se lo faccio bene la mamma mi dà il gelato. Le motivazioni che portiamo noi dall'esterno non hanno quella densità, quella capacità per creare proprio il senso e il bisogno dell'apprendere. Mentre se noi lavoriamo su quelle intrinseche già presenti nell'essere umano, possiamo avere insieme a loro grandi soddisfazioni nel piacere dell'apprendere.